Buonasera a tutti, benvenuti in questa Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Ci ritroviamo qui quest'anno a celebrare la giornata mondiale e nazionale per la cura e la custodia del creato in un luogo che ci ricorda San Francesco d'Assisi. Ricorrono infatti quest'anno gli 800 anni dalla composizione da parte di San Francesco del Cantico delle Creature. Laudato si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato si, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa e produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri e più abbandonati e maltrattati c'è la nostra oppressa e devastata terra, che geme e soffre le doglie del parto. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 10 anni fa, Papa Francesco scriveva l'enciclica Laudato Si, di cui abbiamo appena ascoltato i primi paragrafi, che delineano una visione audace per la nostra casa comune. Mentre celebriamo questi 10 anni di preghiera insieme di azione, è necessario guardare avanti, verso un futuro ancora più luminoso, impegnandoci ad essere gli scrittori e protagonisti del prossimo capitolo di Laudato Si. Siamo qui questa sera perché desideriamo come comunità diocesana ringraziare il nostro Creatore dei doni che ci ha offerto con il suo amore paterno e a rinnovare il nostro impegno a prenderci cura di Madre Terra per essere semi di speranza e di pace. Nel libretto possiamo seguire la veglia, a pagina 3, iniziamo la nostra preghiera con il canto della creazione. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio, per il sole d'ogni
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri passi nell'amore fraterno e sostiene il nostro impegno nella cura della casa comune, sia con tutti voi. Dio Onnipotente, Padre di tutti gli uomini, ci guidi con la forza del suo Santo Spirito. Dio buono e misericordioso, che si è preso cura del mondo e dell'intera umanità, inviando il suo Figlio unigenito, fiduciosi nella sua presenza, ci accompagni con tenerezza, ci sostenga nella fatica e orienti il nostro cammino. Cuore ricolmo di gratitudine, rendiamo lode al nostro Creatore. Una lode che coinvolge non solo la voce, ma anche il corpo e il cuore. Una lode nella quale sentirci tutti partecipi. Rimaniamo in piedi. Laudato sia il Signore con tutte le tue creature, specialmente Messorlo frate Sole, lo quale giorno e t'allumini in noi per lui, e te lo è bello e radiante, con grande splendore, di te altissimo porta significazione. Laudato simi, Signore, per sola luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite, et preziosa, et bella. Laudato simi, Signore, per frate vento, et per are, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato simi, Signore, per sola acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato simi, Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, e te lo è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato simi, Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato simi, Signore,
per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che sosteranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato simi, Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate. Possiamo sedere. Nelle note, nelle luci, nella danza, nelle parole, penso ci siamo sentiti tutti coinvolti nella lode al Creatore, nell'armonia del cosmo, nella bellezza immaginata da Dio, che tiene insieme ogni cosa. Tutto è connesso nell'armonia e nella pace. Tuttavia ci troviamo di fronte ad un'emergenza planetaria, a un grido della terra e dei poveri. Le nostre sorelle e i nostri fratelli che vivono nelle parti più povere del mondo sono già esposti a un rischio maggiore di tempeste più forti, di deserti in crescita, di ondate di calore, di precipitazioni fuori misura, di innalzamento dei mari, di cambiamenti nei modelli di pesca e di prodotti agricoli. Tutto ciò, per molti, comporta un maggior rischio di fame, malattie, perdite economiche, migrazioni forzate e conflitti. L'armonia, sognata da Dio nella creazione, sembra essere infranta. Allora, che aspetto ha l'amore per il prossimo in quest'epoca? Eppure, senza attendere di poter risolvere ogni problema planetario, ognuno può compiere azioni e gesti di cura e di custodia della casa comune. Accogliamo questa sera la testimonianza di un nostro fratello che nel suo lavoro quotidiano ha deciso di mettere attenzione e cuore per custodire il creato con scelte orientate alla sostenibilità, nella convinzione che ciò rappresenti un bene per tutti. Ascoltiamo la testimonianza di Riccardo Artuso. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori della serata per avermi invitato. Solitamente sono abituato a parlare con un pubblico più giovane, diciamo, perché faccio didattica per i bambini, quindi sicuramente utilizzerò dei termini semplici, quindi spero di essere chiaro nei concetti. Come detto, mi chiamo Riccardo Artuso, da qualche anno ho aperto un'azienda agricola che si chiama Farmer Ricchi, che significa contadino ricchi, e è ubicata a Salgareda, più precisamente a Campo Bernardo. E mi potete trovare anche comunque in internet, su Google, sui vari social, Facebook e Instagram. La mia azienda è divisa in 3 settori, come possiamo vedere qui dal mio logo. E il primo settore è, vediamo un'ape, quindi sono un apicoltore,
Ho una cinquantina di arnie, divisa in 3 apiari, con 2 situati in provincia di Treviso e un altro in provincia di Pordenone, dove faccio varie tipologie di mieli del territorio. Poi possiamo vedere degli ortaggi, infatti mi occupo anche di orticoltura, ho un terreno di circa 3.000 metri quadri di terreno dove faccio gli orti in affitto. Cosa significa orti in affitto? Cioè do la possibilità a chi non ha la possibilità di potersi fare un orto proprio a casa o magari non ha neanche il tempo, di poter venire in azienda da me e poter quindi avere il suo pezzettino d'orto. Io preparo il terreno, coltivo i vari ortaggi e poi il cliente viene nel suo orticello, si raccoglie la verdura, quindi oltre che stare a contatto per un po' di tempo con la natura, può anche portarci a casa della verdura fresca e biologica, perché comunque non utilizzo prodotti chimici ma solo prodotti biologici. Poi come ultima immagine possiamo vedere una gallina e infatti ho anche un piccolo allevamento di galline ovaiole, una cinquantina, e le utilizzo appunto per vendere le uova. Le galline hanno circa 600-700 metri quadri di terreno dove possono razzolare tutto il giorno e poi le alimento anche con varie tipologie di cereali. Andiamo oltre. Perché ho iniziato questo progetto? Allora, io non provengo da una famiglia di contadini e quando ero ragazzino non avevo mai pensato di poter iniziare a fare un lavoro del genere. Infatti ho studiato informatica, poi mi sono laureato in lingue e poi ho iniziato a lavorare per l'azienda di famiglia. Solo che col passare del tempo mi sono accorto che mi mancava un tassello. Sì, avevo un buon stipendio, un lavoro sicuro, potevo stare tranquillo, però sentivo che volevo dare un senso a quello che facevo. E quindi ho un po' col tempo elaborato il pensiero e ho pensato perché non ricomincio diciamo da zero, dalle cose essenziali, dalla terra, dalla natura, che comunque non l'avevo mai presa sul serio perché come ho detto ho studiato altro, però comunque mi è sempre piaciuta, l'ho sempre trovata interessante e quando facevo delle cose all'aria aperta con gli animali stavo bene con me stesso. E poi ho avuto un altro ragionamento di voler cercare, se aprivo un'azienda agricola, di cercare che questa azienda fosse il più possibile in sintonia con la natura. E quindi, torniamo un attimo magari alle immagini prima, volevo che i 3 settori di cui mi occupo, quindi apicoltura, orticoltura e zootecnia, quindi le galline, non andassero per dei binari separati, ognuna dall'altra, ma ci fosse come una connessione tra tutti e 3 i settori, ci fosse un settore che aiutasse l'altro. Vi faccio dei brevi esempi. Per esempio l'ape che mi possa impollinare le piante dell'orto, la pollina, quindi gli escrementi delle galline, le utilizzo per concimare l'orto, gli ortaggi. Gli scarti della verdura, che come la verdura, come fa bene a noi, fa bene anche agli animali, in questo caso alle galline, faccia bene appunto bene alle galline, ma anche mi porti una qualità maggiore all'uovo. E quindi, diciamo, concepito questa idea, ho deciso di aprire la mia azienda agricola. Passiamo 2 oltre. E all'inizio ho cominciato tutto per hobby, quindi ho iniziato a coltivare un orticello di 70 metri quadri, ho preso la mia prima arnia, questa è proprio la mia prima arnia con cui ho iniziato, e poi ho preso in gestione il pollaio dei miei nonni, fino arrivando ad oggi con i numeri che vi ho detto, quindi una cinquantina di arnie, una cinquantina di galline e
circa 3.000 metri quadri di terreno. Mi volevo soffermare sull'argomento di questa sera, sul titolo di questa serata, semi di pace e di passione, semi di pace e di speranza, e che diciamo cala proprio a pennello nella mia realtà, nella mia azienda agricola, perché semi per me significa quindi seminare, quindi prendersi cura del creato, della terra, e quindi dare anche una speranza. Se noi seminiamo, ci prendiamo cura, diamo una speranza a noi stessi che viviamo, ma anche alle generazioni future. E pace invece io l'ho tradotta, come almeno nel mio contesto, l'ho tradotta quando mi trovo all'aria aperta, oppure quando tutti noi andiamo a fare una passeggiata in montagna, penso che ci sentiamo tutti quanti in pace con noi stessi, in un senso di libertà, di tranquillità. E quindi se noi andiamo a alimentare la speranza, alimentiamo anche di conseguenza, anzi scusate mi sono perso, se alimentiamo la semina, se seminiamo, alimentiamo la speranza e quindi di conseguenza anche la pace. Andiamo avanti. Ecco, questa è una delle mie arnie aperta e fotografata dall'alto. Ho portato questa immagine perché penso che le api, o meglio, noi possiamo imparare dalle api nel loro modo di gestire la loro famiglia, la loro società. Perché le api non pensano mai a se stesse, ma pensano sempre per il bene della propria comunità. Un'ape vive una quarantina di giorni e durante il loro ciclo breve di vita hanno vari lavori, fino ad arrivare quando diventano api adulte, quindi diventano delle bottinatrici ed escono nella propria arnia e vanno alla ricerca di polline e di nettare. Questa nettare poi si trasforma in miele e per loro questo miele è la speranza che la famiglia possa sopravvivere, ma anche la speranza per le generazioni future di api. E quindi secondo me dobbiamo anche noi cercare di pensare un po' meno a noi stessi e pensare un po' più alla comunità, alla nostra società, e quindi fare dei piccoli gesti, come può essere molto semplicemente, una semina di fiori melliferi, piantare un albero, oppure anche cercare di diminuire l'inquinamento, diminuire gli sprechi, come per esempio, può essere l'acqua, o utilizzare prodotti, se abbiamo un orticello, utilizzare prodotti biologici e non chimici. E così in questo modo possiamo alimentare appunto la speranza e la pace. Se qualcuno invece gli viene in mente e pensa vabbè, ma se io lo faccio io da solo non potrà mai cambiare niente, noi possiamo rispondere in questo modo. Cambiamo immagine. E se sogniamo da soli, tutto quanto può rimanere un sogno. Ma se sogniamo in tanti, il sogno può diventare realtà. Grazie.
Il messaggio di Papa Leone XIV per la giornata del creato. Il tema di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, scelto dal nostro amato Papa Francesco, è semi di pace e di speranza. Nel 10° anniversario dell'istituzione della giornata, avvenuta in concomitanza con la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si', ci troviamo nel vivo del Giubileo, pellegrini di speranza. E proprio in questo contesto il tema acquista il suo pieno significato. Molte volte Gesù, nella sua predicazione, usa l'immagine del seme per parlare del regno di Dio e alla vigilia della passione la applica a se stesso, paragonandosi al chicco di grano che per dare frutto deve morire. Il seme si consegna interamente alla terra e lì, con la forza dirompente del suo dono, la vita germoglia anche nei luoghi più impensati, in una sorprendente capacità di generare futuro. Pensiamo ad esempio ai fiori che crescono ai bordi delle strade. Nessuno li ha piantati, eppure crescono grazie a semi finiti lì quasi per caso e riescono a decorare il grigio dell'asfalto e persino a intaccarne la dura superficie. Dunque, in Cristo siamo semi, non solo, ma semi di pace e di speranza. Come dice il profeta Isaia, lo Spirito di Dio è in grado di trasformare il deserto, arido e riarso, in un giardino, luogo di riposo e serenità. In noi sarà infuso uno spirito dall'alto, allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Riccardo, nella sua testimonianza, Papa Leone, nel suo messaggio, ci hanno aiutati a recuperare uno sguardo contemplativo sulla bellezza del creato, sulla forza della vita che lo Spirito di Dio continuamente anima, nella vitalità delle api che pensano al futuro della loro comunità e lavorano insieme, guardando oltre se stesse, nella bellezza della vita che germoglia anche nei luoghi più impervi, grazie alla forza del seme che nasce e porta frutto e bellezza, colore nel grigio dell'asfalto. Immagini che ci dicono una vita da custodire nella sua bellezza. Tuttavia questa bellezza non può ignorare il grido della terra. Allora possiamo fermarci e dedicare ora un momento al silenzio personale e contemplativo. Richiamiamo alla memoria e alla mente la bellezza della vita, del creato, delle relazioni attorno a noi. Ma anche ci chiediamo, di fronte a questo sogno di Dio, qual è il grido dei poveri e della terra che sento forte in questo momento? Come posso essere io, nel concreto della mia quotidianità, un seme di pace e di speranza? Ci lasciamo qualche istante di silenzio per rispondere a questa domanda. Nella bellezza del creato, nel grido della terra, come posso essere io seme di pace e di speranza?
mentre ancora ci pensiamo, nella parte bianca del cartoncino a forma di freccia che abbiamo ricevuto, possiamo scrivere il nostro impegno per essere semi di pace e di speranza. Lo affideremo a Dio in questa veglia di preghiera. Quando ciascuno si sente pronto e dopo aver scritto questo nostro impegno, possiamo infilarlo dentro questi vasi di terra che troviamo ai piedi dell'altare. Sarà il nostro seme, il nostro impegno per essere costruttori di pace e di speranza.
Così scrive Papa Leone nel suo messaggio per questa giornata per il creato. La giustizia ambientale, implicitamente annunciata dai profeti, non può più essere considerata un concetto astratto o un obiettivo lontano. Essa rappresenta una necessità urgente che va oltre la semplice tutela dell'ambiente. Si tratta in realtà di una questione di giustizia sociale, economica, antropologica. Per i credenti, in più, è un'esigenza teologica, che per i cristiani ha il volto di Gesù Cristo, nel quale tutto è stato creato e redento. Riconoscendo in Cristo risorto colui che è nostra pace, nostra speranza, che porta a compimento i semi che abbiamo seminato nella terra della storia, acclamiamo alla parola del Vangelo. Ci alziamo in piedi. Alleluia, 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 la parola tua mi accompagnerà sul cammino che porta verso te, solo non sarò, tu sarai con me, e la vita mia, canterò con te. Alleluia, 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 Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: non preoccupatevi per la vostra vita di quello che mangerete e berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi di allungare anche di poco la propria vita? Per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gili del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
non preoccupatevi. Sembra una contraddizione bella e buona rispetto al motivo per cui noi siamo qui questa sera, rispetto al motivo per cui Papa Francesco 10 anni fa ha pubblicato l'enciclica Laudato Si, perché il nostro essere qui questa sera, l'enciclica di Papa Francesco, nascono da una preoccupazione molto precisa. Siamo preoccupati. È preoccupante la situazione in cui si trova l'ambiente che ci è dato da vivere in quanto esseri umani. È preoccupante ciò che noi stiamo facendo nella casa comune. C'è seriamente da preoccuparsi. Allora come Gesù può dire non preoccupatevi del domani, il domani si preoccuperà di se stesso? Ma noi siamo preoccupati, e giustamente preoccupati, per il domani, per l'oggi di tante persone che soffrono anche a causa della crisi climatica. Siamo preoccupati per le conseguenze terribili che le guerre hanno non solo sulle persone, ma sull'ambiente, su chi un giorno sarà chiamato, speriamo, a vivere in quell'ambiente, ma come lo troverà? Devastato come... Pensate solo alle mine antiuomo, anticarro che sono sparse per l'Ucraina. Pensate a ciò che sta capitando a Gaza. Come non preoccuparsi? Cosa ci vuol dire Gesù con queste parole? Se le leggiamo nel loro contesto e per quello che vogliono dire, mi pare che ci richiamano al rischio che talvolta noi abbiamo di fermarci su noi stessi, di preoccuparsi in maniera esclusiva di noi stessi, della nostra in fondo sopravvivenza, e tanti disastri, tanti comportamenti sbagliati nel rapporto con l'ambiente, con il clima, nascono proprio dal fatto che abbiamo paura, sappiamo che siamo in qualche modo minacciati e allora vogliamo tenerci stretto quel poco o tanto che abbiamo, senza allargare lo sguardo alle conseguenze di ciò che facciamo, senza guardare al di là del proprio naso. E allora ecco Gesù che dice: non preoccupatevi, ma guardate, aprite gli occhi, osservate, guardate gli uccelli del cielo, osservate come crescono i gigli del campo, cioè siate consapevoli della realtà in fondo. Siate consapevoli del fatto che la realtà vi precede, che questa terra è un dono, che questa terra ha anche una sua logica, un suo ritmo che va riconosciuto e rispettato. Siate consapevoli quindi di questa realtà, della delicatezza, della fragilità di questa realtà che vi precede, nella quale siete inseriti in quel legame profondo, abbiamo sentito, per cui tutto è connesso. Siate anche consapevoli, possiamo allargare il discorso, delle conseguenze delle vostre azioni, perché è vero, gli uccelli del cielo, i gigli del campo, ma ci sono azioni umane, ci sono comportamenti umani che di fatto possono mettere a rischio anche il volo degli uccelli, il germogliare dei fiori, cioè dei ritmi di questa natura che permettono di avere un futuro. E ecco, la consapevolezza delle azioni porta a prendere degli impegni, ad agire. E anche il brano del Vangelo ci ricorda questo. Non preoccupatevi, nel senso che abbiamo detto, osservate, guardate, ma infine cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia.
Il regno di Dio che è fatto di relazioni giuste, pacifiche e gioiose. Dice San Paolo, il regno di Dio non è questione di cibo e di bevanda, è giustizia, pace e gioia nello Spirito. Laddove ci sono relazioni che cercano almeno di favorire ciò che porta pace, ciò che porta giustizia, il riconoscimento quindi dell'altro, del bisogno dell'altro, della dignità dell'altro, ciò che porta alla gioia, quella gioia che si esprime in una relazione riconoscente rispetto a una realtà che è più grande di noi, uno sguardo accogliente della vita anche con i suoi aspetti difficili, con le fatiche che comporta, ma una vita che è più grande anche del nostro piccolo mondo, cerchiamo di tenerci stretto, con relazioni pacifiche, giuste, gioiose, che coinvolgono anche quella ricerca di giustizia ambientale, sociale, economica, antropologica di cui parla Papa Leone XIV nel suo messaggio. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia che si incarna anche in scelte precise, che si esprime attraverso anche una consapevolezza di ciò che minaccia oggi il nostro vivere comune e il nostro vivere in questo ambiente, sapendo che questa giustizia ci è donata, perché questo vuol dire affermare che per i credenti è un'esigenza teologica, un'esigenza che nasce dalla relazione con Dio in Cristo, che ci precede con il suo dono. Egli è colui che sostiene questo mondo e riconoscere questo ci permette di contribuire a far sì che questo mondo si sostenga per il bene di coloro che lo abitano ora e per coloro che verranno. Non preoccupatevi, guardate, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Fratelli e sorelle, presentiamo ora la nostra preghiera al Signore affinché con la forza del suo Spirito faccia nuova tutta la creazione e ci sostenga nell'impegno a custodire la nostra casa comune per essere uniti insieme, semi di speranza e di pace. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che ha accolto con gioia il dono di Papa Leone XIV, perché sia nel mondo segno e strumento della misericordia di Dio. Aiuti ogni fratello e sorella a vivere nella gratitudine per l'amore ricevuto dal Padre e stimoli tutti ad aprire il cuore al perdono e alla riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti hanno responsabilità di governo e di servizio a favore della collettività, riconoscano il bene comune come vera priorità e si impegnino per la giustizia, per la pace, per la cura del creato, per la crescita della fraternità tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vittime dell'ingiustizia e della guerra, per quanti sono oppressi e sfruttati per interessi economici, per quanti sono impoveriti dall'egoismo altrui, trovino in Dio consolazione e speranza.
offrano il loro impegno per un giusto riscatto sociale. Maturi l'impegno di tutti per un cambiamento radicale negli stili di vita, perché siano maggiormente improntati alla sostenibilità e all'equità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, vivano, lavorino e preghino riconoscendo che tutto è connesso e la vita di ciascuno è legata a quella altrui. Lo Spirito Santo aleggia ancora sulle acque e ci guidi a rinnovare la faccia della terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra Chiesa diocesana di Vittorio Veneto, in cammino con il Vescovo Riccardo, ogni battezzato cresca nel cammino della sinodalità e si apra con fiducia al discernimento della volontà di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi e per le nostre comunità cristiane, l'impegno a vivere scelte di ecologia integrale trovi adesione generosa in molti uomini e donne del nostro tempo per un'azione condivisa nella cura della casa comune. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E ora raccogliamo le nostre preghiere e il nostro impegno per la cura della casa comune nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Insieme ci uniamo nella preghiera con il Creato, dall'enciclica Laudato Si'. Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, Aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché semeniamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Amen. Vescovo Riccardo ci invitava a saper osservare e a riconoscere e cercare il regno di Dio e la sua giustizia, non preoccupati, ma con un animo sereno, fiducioso. Ora compiamo un ultimo gesto prima di invocare da Dio la benedizione. Vi invitiamo nuovamente ad avvicinarvi all'altare e prendere uno dei cartoncini che sono stati seminati prima per terra.
non quello scritto da se stessi, quello di qualcun altro. È il nostro modo di portare a casa nella nostra preghiera e custodire l'impegno gli uni degli altri e cominciare così a costruire quella rete virtuosa che ci fa sentire che anche il bene è connesso e quando questo bene è affidato a Dio porta i migliori frutti. Possiamo avvicinarci e prendere un cartoncino da portare a casa. Signore, fa di me un tuo strumento, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove
in questo gesto allora cominciamo a essere semi di pace e di speranza nel custodire l'un l'altro gli impegni che ci siamo presi. Chissà chi ha preso quello del Vescovo ha una responsabilità doppia, così quello che è affidato alle mani del Vescovo avrà una grazia più grande. Questa veglia, questa giornata apre alcune iniziative che si protrarranno per tutto il tempo del creato, da oggi fino al 3 ottobre. Ricordo gli altri appuntamenti in calendario: domenica 7, proprio partendo alle 14:30 dal piazzale qui della Basilica, la passeggiata lungo il Monticano, una passeggiata naturalistica che ci aiuta proprio a contemplare la bellezza del creato, tempo permettendo chiaramente, in caso di pioggia non si farà l'evento. Giovedì 11, presso il Patronato Turroni di Oderzo, la proiezione del film Dal Vanoi al Venezia, uno sguardo sui torrenti d'acqua del nostro territorio dentro una regione che è anche segnata da problemi come quelli dell'inquinamento, dei FAS e dei pesticidi. Giovedì 18, a Porto Buffolè, presso la Sala Consiliare, un workshop sul tema Terra che nutre, terra che cura, il tema dell'agricoltura sociale anche alla luce della nuova legge regionale. Sarà con noi Sonia Brescancin, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale Veneto. Poi la giornata del migrante e del rifugiato, l'ultima domenica di settembre. Infine il 3 ottobre, venerdì, la celebrazione della Santa Messa a Chiarano, nella vigilia della festa di San Francesco d'Assisi. In questo mese, in questo tempo del creato, vorremmo dare vita a un circolo Laudato Si, un gruppo di persone che stabilmente vogliano impegnarsi nell'approfondire i temi dell'enciclica di Papa Francesco e a renderli operativi dentro il nostro territorio diocesano. Se tra l'altro qualcuno dei presenti volesse partecipare a questa iniziativa o volesse conoscerne qualche informazione in più, può scrivere all'indirizzo sociale@diocesivittorioveneto.it. Un grazie a quanti hanno curato l'animazione di questa veglia, al Vescovo Riccardo che l'ha presieduta, a quanti qui del territorio si sono adoperati in vari modi, dalla testimonianza di Riccardo a chi ha curato i canti, l'animazione, la danza, tutti coloro che si sono adoperati per rendere questo momento, pur nella sua semplicità, un momento autentico di preghiera. Un ringraziamento a chi ha coordinato le attività insieme all'Ufficio della Pastorale Sociale, la Caritas, l'Ufficio Missionario e Ufficio Migrantes. Invochiamo, attraverso il Vescovo da Dio, la benedizione sui nostri passi, sul nostro impegno, sul nostro essere semi di pace e di speranza. Dando la benedizione anche all'intercessione materna della Madonna dei Miracoli in questo luogo che ci accoglie, ringraziamo anche ormai la comunità dei frati minori di questa accoglienza. Ecco, il nostro impegno, sul nostro impegno, sui nostri buoni desideri scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore sia accanto a voi per proteggervi, sia dinanzi a voi per guidarvi, sia dietro a voi per difendervi. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace.